Per farvi capire l'importanza di stipulare una polizza sulla vita, voglio usare un paragone. Sì. Non è un metro qui. Ma tasi, Duilio, ascolti, insemenio, ascolti. Insemenino sì, ma ha ragione, perché questo metro rappresenta la sua vita, signor Duilio, dove ogni singolo centimetro rappresenta ogni singolo anno della sua vita. Lei dove si colloca più o meno qui? 65, 70, 75? Sarei 59 onestamente qua. Facciamo 60 per arrotondare, 60, dai. bravissima, 60, arrotondiamo. Ora, arrotondare. mentre lei, signora Ines, dove si colloca più o meno? Lei quanti centimetri mi darebbe? Capisco che non è mai elegante parlare di queste cose con una signora. Preoccupiamoci della vita del signor Duilio. Sì, anche perché il primo che dovrà preoccuparsene sarà lui, il primo a dover fare i conti sarà lui. Ma perché mi su sti esempi c'è sempre quello che muore per primo, non ho capito. Bravo, facciamo due conti, signor Duilio. Allora, se la sua vita è 100, 100. lei abbiamo detto che si colloca qui a 60, 60. quanti centimetri, quanti anni di vita le rimangono? Questo pezzo qua. Cioè sarebbe da 60 andare a Da 100. 60 a Bravissimo. 100. Dai che... 60 sarebbe Dai che devi fare- 30. No, deve fare 100 meno 60. 100 meno 60. Quindi- 30. Semplifichi, tolga uno 0. 10 meno 6. Se non capissi. Può fare 6 o 60 non pica più Non niente. capisci. Lei ha 100 caramelle. Se ne mangia 60. 60 caramelle te mangi. Ma forse che te muori per primo, se te vergogni mica. Non mai mangiami 60 Sempre da caramelle. strafare il gaeo. 60 caramelle. Dico mangiare 60 caramelle. Lo aiuti lei. Ti do io la risposta, ok? 40. 40. Bravissima. Le rimangono 40 anni. Sulla carta. E infatti, sull'esempio. secondo me Perché non nella arriva realtà mica. Non ci arriva di sicuro. No. Non lo dico mica io, non è mica responsabilità mia, non è responsabilità della signora Ines. Può essere una causa comunque, devo dire. Lo dice la statistica. La statistica. Che dice che in Italia un uomo ha un'aspettativa di vita media di 81 anni. Facciamo 80, dai, arrotondiamo. cavolo. Facciamo 80, sì. arrotondiamo. E invece le femmine, No, lei è fortunatissima, Eh? perché le donne hanno un'aspettativa di vita media di 85 mia. anni. Nel suo caso specifico, la vedo così frizzante, giovane, lei arriva sicura a 95. che bello, 95 arriva. Scusa, perché qua quando arrotondiamo e te che alzi il mite me cavi? Perché nel tuo caso si dice arrotondare per difetto, con tutti qui che te ti. Brava signora Ines, e invece lei, signor Duilio, guardi, attenzione. Tic, tac, tic, tac. Tic. Oh mamma che ansia che te mi metti con sta roba qua. Il tempo scorre. Sì, Ma è qui che interveniamo noi, prima che finiscano i centimetri. per fortuna, va. Perché lei sicuramente ha 80 anni. Sì, Forse sì, ci arriva. forse. Ma la signora Ines, negli anni successivi in no. cui lei non ci sarà più, perché non ci sarà più. Non ci sarà più. Lei come potrà sopravvivere? Fino a 95 anni. Com'è che io mi mando la povera vedova scantaburlo? Come farà? Ma cosa me ne frega mica, sono morto 15 centimetri fa. Ma che lascia le storie, sì. Poi statistiche puoi sbagliare, non mi ha capito. Va Radviglio, coppa te. Tanto è assicurato. Scusate. Non ti puoi dare una caramella, poveretto. Non ho caramelle. Te sito mangiare anche sta altre 40, vergognate il video, guarda, vergognate. Tic, Tac, tic, tac, tic, tac. tic, tac, tic. Lei ha 100 caramelle, ne mangia 40. Ma vaffanculo!